Prepariamo la pasta fatta in casa, dei fiorellini, Isgravillus. Prepariamo un piccolo impasto di semola, in questo caso di semola rimacinata, ma voi potete decidere di metterla anche in purezza. Un cucchiaino piccolo di sale, cominciamo a girare, dell'acqua naturalmente, in 300 grammi di farina il 50% di liquido, quindi 150 millilitri. Inseriamo l'acqua poco alla volta, poi con la mano noi proveremo bene l'impasto e dobbiamo capire se è pronto e se basta l'acqua, perché vi ricordo che qui dobbiamo formare delle sfoglie e quindi l'impasto va passato nella sfogliatrice. Se dovesse risultare troppo molle, non riusciremo neanche a formare il nostro tipo di pasta. L'impasto deve essere bello, né troppo molle e né troppo duro, abbastanza lavorabile, consistente. Vi ricordo come sempre che tutto questo voi lo potete fare anche nell'impastatrice. Quando non ci sarà più farina dentro il contenitore è il momento di metterlo sulla spenatoia. Chi mi segue da tanto tempo tutte queste nozioni le conosce perfettamente, ma io mi rivolgo anche ai nuovi arrivati, ai giovani che hanno tanta voglia di imparare. L'impasto si lavora con i palmi delle mani, facendo così i ricciolini e girandolo anche ogni tanto. Dovrà diventare bianco. Bianco e liscio soprattutto. Quando pensiamo che l'impasto sia ben lavorato, è giusto il momento di metterlo dentro una pellicola e metterlo a riposare. La pasta deve sempre riposare. Anche questa senza grasso ci aiuterà ad allungare bene la pasta. L'impasto è bellissimo, vedete? Iniziamo a formare le sfoglie. Ci aiuteremo certamente con la sfogliatrice. Le abbassiamo un po' col mattarello e andiamo a sfogliarla. Vi ricordo, vi consiglio che la sfoglia per questo tipo di fiorellino deve rimanere fine e quindi anche la sfoglia vuole fine. Questo copepasta è di circa 6 cm, voi potete decidere di farli anche poco più grandi o anche più piccoli, però 6 cm è perfetto. Pressa poco prendiamo il centro, con tutte e due le mani formiamo il fiorellino. Sotto le facciamo così, stringiamo, lo tagliamo. Molto carino. Ne facciamo un altro. Questi li potete fare anche più fini finché resiste la pasta. Cerchiamo di prendere il centro, pressappoco, e facciamo così, stringiamo la pasta. Facciamo un po' piccoli, togliamo la pasta
giù e cerchiamo di aprire, dare la forma del garofanino. Vedete, con le dita da sotto cerchiamo di dare la forma al fiorellino, spingendo verso su e chiudendolo. Il gambo volete, lo lasciamo corto, oppure anche più lungo se volete, ma ecco così, facendo questo giro il fiore si ferma, poi asciugandosi rimane fermo benissimo. Sono bellissimi. Potete fare anche un po' più chiusi, secondo la vostra fantasia. Come vedete sono abbastanza semplici da preparare, più ne fate e più belli riescono, questione proprio di manualità. Questa pasta la potete condire come volete, in bianco, con le verdure, con il ragù, una pasta meravigliosa. Questa pasta cucinata fresca cuocerà in un attimo, soprattutto per la sua finezza, ma potete decidere di farli seccare, cioè di farli asciugare bene questi fiorellini e li mettete in freezer. Guardate la meraviglia di questa pasta. Ma questi fiorellini non sono deliziosi?